Spider che in quel periodo era ambito da molti. La simpatia dell'equipaggio femminile, non di meno, un grosso applauso, grazie. Grazie alla Fulvia Coupé, la linea inconfondibile della carrozzeria Zagato per questa autovettura. La Jaguar XK150 Cabriolet. E noi siamo venuti invece qui a farle compagnia perché a questo punto facciamo anche un servizio. Ci piace molto come presenta queste macchine. Complimenti. Ringrazio, molto gentile. Sembra anche un imbonitore. Le dispiace se mettiamo il microfono così mentre lei parla? Sì, non Vabbè, c'è. andiamo. Ed ecco il concorrente numero 14 che sicuramente non mancherà di suscitare in voi le sensazioni che sempre e comunque l'auto Bianchi, la cosiddetta bianchina, e in questo caso la versione Cabriolet 1961 suscita. È un'autovettura che sulla quale non possiamo che fare un grossissimo applauso. Grazie. Le piace davvero la bianchina? No. Non per niente. Concorrente numero 15. Questa è un'autovettura, signori, da osservare con attenzione perché non è facile vederla. Abbiamo di fronte un Alfa Romeo Sprint speciale, carrozzata Bertone, dalle linee assolutamente inusitate. La aerodinamicità. Eccola. L'autovettura Lui questo se la ricorda, vero? Sì, certo, è una Ma l'ha avuta anche lei? macchina. No, questa no. Ero troppo giovane. Era troppo giovane? Davvero era troppo giovane? Sì. Non sta nascondendo gli anni? No. Qual è la macchina che preferisci? Grazie. Beh, io ho avuto l'Appia terza serie, quindi quella me la ricordo volentieri. È stata veramente una formidabile macchina. Ma adesso le forme delle macchine, secondo lei, come sono? Sono troppo inscatolate, sembrano dei cubi. No, adesso stanno tornando molto su forme queste sinuose, linee. vero? Gli ultimi modelli usciti sia della Fiat sia delle altre macchine riprendono molto queste forme qua. Lei è un esperto. No, io sono soltanto uno che ama l'estetica, le cose belle che si possono ricordare a distanza di anni nella nostra storia evolutiva della civiltà d'oggi, ecco. Questa musica, queste macchine dove la riportano? Mi riportano a tanti anni fa, ecco. E lei che macchina aveva tanti anni fa? E ho avuto anch'io una 500, macchine di serie naturalmente, non belle come queste. Spider Alfa Romeo, la Giulia Spider, anche questa nel classico rosso Alfa, 1600 di cilindrata. Faranno il loro esame di coscienza. Invece voglio ricordarvi quello scopo della nostra riunione. La raccolta. Ma secondo lei è meglio una macchina antica o una bella tromba antica? Ma meglio una macchina antica. Meglio, Per me sì. c'ha più valore. Beh certo. Senta, adesso la musica si fa con tutti quegli aggeggi elettronici, ma dove è finita la poesia? Ma penso che non ce ne sia più poesia, guarda. Perché adesso è tutto un imbroglio. Ma lei da molto che suona? Insomma, Quanti anni? circa 40. No, pochini. Quanti ore al giorno? Ma a volte anche 7, 8. E i vicini? Anche loro, insomma, se la cavano. Se la cavano a suonare, che cosa? Il No, puro? che suonano. Buongiorno signora, ma lei se ne ricorda qualcuna di quelle macchine? Di vista così tutte le Qualcuna, vero? conosco, Nella sua sì. famiglia ce n'erano macchine antiche, belle. No, in famiglia mia no. Però c'ho un genero che è tifoso delle macchine, No, meccanico. io voglio sapere di lei signora, a quanti anni è andata per la prima volta in macchina? Quando ho conosciuto questo genere? Ah, ecco, cioè quindi c'è Una andata... quarantina di anni fa. Buongiorno, ma questa macchina qua dove l'ha recuperata? Questa l'ho comprata da un amico fotografo a Villa San Pietro. E quanti anni fa? No, ce l'ho da pochi mesi. Ce lo dice quanto l'ha pagata? Io l'ho pagata 5 milioni. Beh, non è neanche molto. Non è neanche molto, poi l'ho dovuta restaurare. Questa è la sua macchina. Sì. Qualcuno dice che non è vero. E da quella parte lì lo dico, sono le male lingue. Ma ascolti una cosa. È un amico di mio figlio. È un amico di suo figlio. E per una macchina del genere lei che cosa ha rinunciato?
Beh, ho rinunciato a tantissime cose. Per esempio? Per esempio, dei viaggi fuori che per me sono una cosa bellissima, e quindi recuperando le lire che non spendo facendomi un viaggio, le impiego mettendomi a posto la macchina, perché la metto a posto io stesso. Faccio io, è restaurata interamente da me questa macchina. La mia prima macchina? Avevo 40 anni quando ho preso la E patente. che macchina aveva? Come si sta al volante di questa? Beh, oserei dire rispetto alle macchine d'oggi è leggermente più scomoda. Ma lei ci gira con questa macchina? Beh, io oserei dire, oltre che girarci, per prova, perché mi considero un po' il padrino di queste autovetture, perché le restauro. Le restaura lì? Da cima a fondo. E quante ne ha nella sua officina? Beh, nella mia officina attualmente ci sono 5 in fase di restauro. Quindi praticamente per lei la passerella non è nient'altro che una passerella pubblicitaria. Beh, non pubblicitaria soprattutto oserei dire, ma ciò che interessa moltissimo, diciamo, è l'amore che viene verso queste macchine, soprattutto perché bisogna avere delle radici veramente profonde per quanto riguarda la tecnologia e la passione per quello che fu una volta. Allora, si gira un secondo da quella parte lì. Se non l'avesse capito nessuno, il signore è, oserei dire, mi scusi, mi consenta, un carrozziere. Un carrozziere, Beh, oltre che un restauratore. non solo carrozziere, io la macchina la inizio dal muso anteriore e finisco nella parte posteriore, cioè oltre che fare la carrozzeria sono motorista. La persona di Cagliari che aveva la macchina più bella. Allora, la carta d'identità prima della macchina, poi la sua. Mi chiamo Paolo Turno, la macchina è un XK120, una macchina del 48, uno Spider 2 posti secchi, molto scomodi. E neanche altre macchine? Sì, sì, una Balilla, un MG. Mia moglie costa più della macchina. Ah sì? Sì, sì. Senta, è più difficile separarsi da una macchina o da una donna? Io voglio bene tantissimo mia moglie e quindi non mi separo da mia moglie per la macchina. Lei è sposato? Sì. E cosa dice sua moglie di queste sue follie? Molto male. Penso che deve comprare pellicce. No, beh, se devo comprare la macchina non posso comprare anche le pellicce. Allora lei è egoista? Abbastanza, certamente. Ma lei, da questa macchina, che cosa chiede? Le dà molte soddisfazioni? È uno status sociale? Che cos'è per lei questa macchina? No, non è uno status sociale assolutamente. E che cos'è? Un vezzo? Un capriccio? No, è il piacere di aver riportato in vita qualcosa che stava sparendo, perché questa autovettura era destinata ad essere rottamata. Quindi è l'amore per l'antichità, insomma, che la... Sì. Vabbè, noi gli auguriamo di vincere. Grazie. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away. Ma chiedo scusa, di grazia, scusi, lei da che cosa è vestita? Del periodo della macchina. Com'è del periodo della macchina? È dal 36 al 49 la Topolino, quindi questo è una Topolino, io sono antica come la Topolino. Cioè, si può tirare un attimo su in piedi? Andiamo a far vedere come è vestita. Visino, lei è bellissima. sotto il bianco cappellino. Qual è il suo compagno? Se lo può indicare col dito? Ah, ecco. Con questa giacca splendida. No, io sono degli anni 2000. Senta, ma io ho l'impressione a lei di averla già vista da qualche parte. Eh sì, facevo degli sketch comici. E cosa faceva? Facevo il tappeto sardo. Cioè, come si faceva il tappeto sardo? E me lo faccia vedere. E me lo faccia vedere un attimo. Com'era? Com'era il tappeto sardo? Era sdraiato con Ma ben presto c'era il ventilatore. Com'era il ventilatore? dovremmo tornare. Poi cosa? Sì, l'inventilatore era bellissimo. Ma ce n'era un altro forse, che era ancora meno. Tanti altri. Cos'è? Gatto. Facciamo. L'arco di trionfo. L'arco di trionfo com'era? La Tour Eiffel. No, facciamo la Tour Eiffel, perfetto. La Tour Eiffel? Sì. La Tour Eiffel era così. Con gli occhi aperti,
Esiste anche la Torre Eiffel con gli occhi chiusi. Beh, c'è anche la Torre Vediamo la Torre Eiffel con gli occhi chiusi. La Torre Eiffel con gli occhi chiusi. E adesso l'Arco di Trionfo. L'arco di trionfo. L'arco di Non ci Trionfo. siamo più Non abbiamo lasciati neanche l'arco di trionfo, doveva essere qui. e nei campi andiamo a ricordare ancora il primo bacio È un arco di trionfo d'amore. bellissimo. Adesso visto che c'è ci faccia anche il tappetto sacro. No, è il tappetto sacro. Tappetto sacro. È troppo. Non fa fare il tappetto sacro adesso perché sennò Divento tappetto rosso e nero. Ma lei con tutti questi mestieri dovrà guadagnare i milioni. Beh, purtroppo. Quanto la pagano per fare la Torre Eiffel? A me quanto mi pagano? Dipende, 3, 400, 500 che 500 calci però. 500 questa. Dove l'ha recuperata? Comunque, Dove l'ha recuperata? E questa negli anni 49 era del nonno. Del nonno? Di chi del nonno? Del nonno suo? Comunque c'è anche il cane degli anni 49, non l'avete visto? Cioè questo è il cane del padrone? Sì, La sì. voce del padrone? Sì, la voce del padrone. E abbaia? Sì, abbaia. Quando abbaia? Come si chiama? Lillina, su. Lillina. Guarda Lillina, guarda. Quanti anni ha Lillina? Lillina ha 8 anni. E quindi... È l'antifurto questo. L'antifurto antico. Un altro antifurto. Sì, questo. Questo è l'antifurto. Perché se io cerco di aprire cosa succede? Succede che Lillina... Lillina. Ciao Lillina. È un ottimo antifurto. Complimenti per l'antifurto. Scusi, ma lei cosa fa? Copia? No, riproduco. Riproduce? Giapponese. Allora, questa macchina qua è di tuo nonno? Sì. È di mio nonno. Di tuo nonno? Era. E tu gliel'hai rubato? Ora non c'è più, poverino. E questo è il suo ricordo? Sì. La lucidi tu? Sì. Ma tu che mestiere fai? Io sono un insegnante e un ex cabarettista. Perché non ci fai vedere gli occhi? Eccoli qua. Ma tu prima avevi i capelli diversi quando facevi l'artista. Sì, ce l'avevo in questa condizione. Io gli canto l'avventura di quel dì